Daydream anticipazione episodio 117, Jeanne e Sanem un anno dopo. Dopo l'incidente occorso a Egypt tra Jeanne e Sanem è rottura. Lei lo accusa di cose molto spiacevoli, crede alla versione del suo capo e Jeanne, sentendosi inadeguato e privato della fiducia della persona che ama di più al mondo, sceglie di dirle addio. Sul momento Sanem, pur distrutta, lo lascia andare via e Jeanne, sconvolto, è risoluto e opta per allontanarsi da Istanbul. Un anno dopo, Jeanne ha trascorso l'intero periodo in mare e ritorna a Istanbul. Nello stesso momento, Sanem sta presentando il suo libro, pubblicato e tradotto in varie lingue, che sta riscuotendo un enorme successo. Il romanzo racconta la storia di Jeanne e Sanem, una storia d'amore che termina come una fiaba e i protagonisti rimangono insieme. Ma la vita vera è ben altro, così risponde Sanem a chi le chiede se sia una storia vera. Accanto a lei c'è Ejit in veste di editore, che dal momento dell'incidente è d'accordo con Yuma, finge di non poter camminare se non con il bastone. Terminata la presentazione, Sanem dice al suo capo che vuole stare da sola. Inizia a piovere e mentre cammina per la strada la sua attenzione viene catturata dalla locandina di un cinema, in cui proiettano un film dal titolo Il Re Cattivo. Sanem entra e fa il biglietto e non sa che Jeanne è proprio dietro di lei, che sta per fare la stessa cosa. Durante la proiezione la ragazza vive la commedia romantica che sta guardando con grande emozione. Qualche fila più indietro, in un cinema assolutamente deserto, c'è Jeanne che sorride scrutando le sue reazioni. L'Albatros ha riconosciuto la sua compagna di vita dal profumo dei capelli mentre si trovava dietro di lei alla biglietteria e ora la osserva seduto poco lontano con gli occhi lucidi per la commozione. Dopo un po' Jeanne decide di andarsene, ma Sanem coglie una presenza e si gira. Vedendo nell'ombra la luce che filtra dalla tenda aperta, ne rimane sconvolta. Jeanne ritorna sulla sua barca e viene raggiunto da zia Remide. Le chiede come abbia fatto a trovarlo e lei gli confessa di aver assoldato un detective. La zia gli dice che il padre è tornato e sta bene, ma starebbe ancora meglio se lo vedesse. Jeanne la rende partecipe del suo stato d'animo, rivanga ciò che è accaduto a Ejit ed è evidente che se ne sente responsabile. Poi afferma che non crede più nell'amore perché a casa sua è diventato molto cattivo. Sanem ha quindi avuto ragione a lasciarlo andare. La zia insiste affinché veda comunque il padre prima di andarsene e alla fine gli consegna una copia del libro di Sanem da leggere. Emirre intanto incontra il padre, ritornato in città. Il signor Aziz vorrebbe conoscere al più presto la famiglia di Leila. Emirre inoltre gli racconta cosa è accaduto tra Jeanne e Sanem, sorella di sua moglie. Aziz non immaginava che Jeanne potesse essere così innamorato. Nel frattempo Sanem continua a essere turbata, piange e chiama la sua terapeuta per raccontarle l'accaduto. Le dice che è sicura di aver percepito una strana presenza, un'ombra. Mentre leggeva il romanzo poi racconta di aver visto in sogno la sua famiglia. Aveva 3 figli, una delle figlie era bionda e l'altra aveva le fossette. Loro 5 erano molto felici. Poi però riflette e pensa al fatto che Jeanne l'ha lasciata e ha bruciato il suo quaderno, ma tutto è stato solo un sogno. La terapeuta aggiunge che non deve stressarsi perché tutto passerà. Si intravede poi una scena al mercato dove scopriamo JJ che vende limoni con il suo nuovo look stile Jean de Witt. Insieme a lui c'è Muzaffer con tanta di permanente che gli dice che un pubblicitario non deve vendere limoni. Soggiunge poi che ha trovato un progetto per loro, ora devono solo convincere Sanem a essere loro socia. Intanto Yuma si trova a casa Edin, dove Mirre le comunica che il padre è tornato e alloggia in un hotel. Lei vorrebbe vederlo subito, ma Mirre le dice invece che Aziz non vuole vederla, per la soddisfazione di Mekbel. Sanem ha fatto il ritorno nella sua casa immersa nella natura, dove abita con gli amici JJ e Muzaffer. I due, tornati dal mercato, cercano di convincerla ad appoggiarli in una nuova idea che riguarda la vecchia agenzia dei Divit. Sanem si lascia coinvolgere, ma non si preoccupa dei particolari e firma senza leggere il contratto con attenzione, dove c'è scritto che la casa di Sanem sarà la sede della nuova agenzia. Intanto scende la sera e Jeanne cerca di leggere alcune pagine del libro datogli da zia Remide. È molto commosso e fatica a proseguire. Nello stesso momento Sanem è sul molo, dove infila un messaggio in una bottiglia per poi gettarla nell'acqua. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!